Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Gino Spolaore, insomma, volto conosciuto per chi ama lo spettacolo locale, cabarettista, ma insomma attore. Qua però per parlare di altro, perché ha una doppia vita, verrebbe da dire, attore ma anche animatore turistico. E in veste di animatore turistico, ma soprattutto ormai di capo degli animatori turistici, ha scritto questo libro, Manuale di tecniche appunto per animatori turistici, edito da Mazzanti Editore. Prima domanda, sì. È diventata una professione l'animatore turistico o è, come una volta si pensava, insomma, l'opportunità per gli studenti estiva per svolgere una professione divertente ma anche per guadagnare due palanche? Allora no, questo come dici te è successo e ha funzionato dopo gli anni 70, primi anni 80, dove un sacco di ragazzi giovani andavano a divertirsi, a lavorare e portavano a casa nulla. No, adesso ci vuole dei professionisti, perché nei villaggi, soprattutto anche nel Veneto, ma anche fuori dal Veneto, in Sardegna, in altre parti d'Italia e soprattutto all'estero, l'animatore turistico è quello che ha una serie di funzioni e il nostro lavoro non è tanto leggero, insomma, voglio dire, tante ore di lavoro e tante attività che partono dalla mattina, quando parte l'annuncio presso il villaggio o il campeggio, con tutte le attività, quindi alla mattina si parte sempre con attività sia sportiva e risveglio al sole, un po' di ginnastica, verso le 11 c'è sempre il gioco aperitivo, c'è il mini club che di solito verso i campeggi nostri alle 10 parte, nella zona di Jesolo, Lago di Garda, quindi dalle 10 parte il mini club che fino a mezzogiorno... Il club è l'intrattenimento per i bambini. Per i bambini, pomeriggio alle 16 torneo sportivo, anche alla mattina viene fatto, quindi ci vuole minimo 3-4, dipende, perché dopo se il villaggio è grosso ci sono anche 30-32 animatori, insomma, voglio dire, anche all'estero sono molti gli animatori che fanno questo lavoro qua. C'è un capo animatore dove il campeggio è grandissimo e quindi sono anche 40 animatori, ci vuole un surplus, quindi non soltanto il capo animatore, ma ci deve essere il responsabile mini club o junior club o responsabile delle attività sportive che riferisce e informa il capo animatore come stanno andando le attività. Ecco, ma la professione dell'animatore turistico assomiglia un po' a quella dei circensi, vale a dire, c'è il circo piccolo in cui devono sapere fare più o meno tutto e il circo grande dove poi ognuno ha il suo numero. È un po' così, voglio dire, in un campeggio, in un villaggio turistico piccolo ho visto animatori che fanno dall'attività sportiva all'intrattenimento dei bambini allo spettacolo serale. Sì, invece la dimensione non più hai grande... detto una cosa strana, nel senso che sicuramente all'inizio dell'animazione sono partiti dei ragazzi che venivano da quel settore o da quel ramo là, perché anche con tour operato molto grossi facevano anche il gioco del fuoco, queste cose qua, queste attrazioni, no? E sono successe e si fanno ancora, no? E ad esempio ci sono delle scenette di cabaret dove si prende molto dal circo, dopo si prende anche le battute direttamente dall'avanspettacolo, dai filmati anche delle varie trasmissioni degli anni 70, degli anni 80. A guardare l'indice di questo manuale ci sono cose che colpiscono, tipo il sorriso, la simpatia. Ecco, ma si possono insegnare queste cose qua? O sono doti innate? Sono doti innate, io dico sempre non sei a casa tua, sei su un luogo dove che un cliente paga e l'ospite deve trovare una persona che gli toglie via la negatività. Io credo che una persona deve dare, il nostro ruolo è quello di dare positività e far divertire il cliente o l'ospite del campeggio, no? Perché tante volte vengono o dal matrimonio, per quello che riguarda magari certe isole, no? Arrivano appena sposati, sono un po' tutti stanchi per il matrimonio e tutta la location dietro, e noi dobbiamo fare in modo di farli divertire e fargli passare quella bella settimana o quei 15 giorni o tutti i 3 mesi se sono invece ospiti che rimangono per i 3 mesi, quindi i forfettari, quelli che rimangono con la roulotte per 3 mesi. Però sapete che siete anche odiati da quelli che vanno in viaggio turistico o in vacanza per riposarsi e voi, opla, 9 del mattino!
Sì, Ginnastica. no, ti do ragione, nel senso... Lo dico con ironia. No, certo, no, è vero. C'è stato da parte di qualche tour operator, perché si è sperimentato in questi anni, no? E quindi c'è stato anche il boom di provare, di fare un contatto forte, di prendere anche l'ospite che voleva soltanto prendere un po' di sole e prenderlo, portarlo via, fargli a tutti i costi, fargli fare un'attività. No, io poi vengo dal teatro, quindi io invito l'ospite a fare le attività, però non usiamo le maniere un po'... C'è stato però questo un po' stile che a me non mi è mai piaciuto. Altro capitolo divertente, almeno nel titolo. 10 regole, anzi 4 regole da non scordare per arbitrare un gioco. Ma perché la gente si arrabbia durante le vacanze? Sì, beh, oddio. Vuol dire, quali sono le 4 regole per arbitrare? Allora... Imparzialità. Sì, certo, che è importantissimo. Io parto sempre di signori, siamo qua, lo dico anche proprio in dialetto tante volte, no? Dico, siamo qua per stare in compagnia, per divertirsi. Anche i signori si arrabbiano, guardate che ci sono dei tornei di bocce, ad esempio il torneo di bocce, e là lavori con i nostri ospiti che hanno dai 50 passai anni e si arrabbiano, vogliono vincere, quindi noi poi abbiamo il torneo che dura 3 giorni. Ma quali sono queste 4 regole d'oro per arbitrare? Ma innanzitutto ecco, la prima cosa che bisogna fare è spiegare le regole, perché tante volte si dimentica le 3-4 regole importanti, dopo dipende dal tipo di sport, e se tu non le vai a spiegare immediatamente alle persone che tu hai davanti a te, qualcuno dopo ti contesta il proseguo del torneo. Fare capire che siamo là per divertirsi e stare in compagnia e divertirci, spiegare eventualmente se c'è un premio. È importante, perché se tu non spieghi il premio, nel momento che vince una persona sembra che tu il premio più bello l'hai dato a quello, perché anche nel villaggio, anche nei campeggi c'è sempre un po' di come si può dire, energia un po' particolare, ecco. Sì, è complicatissimo, perché oltre alle 4 regole da non scordare per arbitrare un gioco, un capitolo è dedicato alle 10 regole da non scordare durante la spiegazione di un gioco, e poi ci sono le 10 regole da non scordare durante lo svolgimento del gioco. E diamine, è peggio che il campionato di Serie A questo qui. Un torneo lungo. Ad esempio anche i tornei sportivi può succedere che l'animatore tende a essere troppo professionale. Io ricordo sempre che l'ospite è per divertirsi, quindi non essere l'insegnante o il sbacchettone, perché quello lo trovano quando vanno a casa, trovano nell'insegnante o nella palestra che vogliono seguire, ma nel centro turistico devono divertirsi, quindi va bene il torneo, ma tutto puntato sul divertimento, sul fatto di continuare anche un percorso dello sport, però sempre in allegria, ecco. Da non credere. Come non è da non credere che ci voglia un manuale per spiegare come presentarsi alle agenzie, ai casting. Beh, sì, mi dà l'idea che, essendo animatori turistici, gli aspiranti tali arrivano e vogliono fare i fenomeni. Questa è la mia idea. Sì, bravo, infatti ci sono ragazzi che, come anche nel mondo dello spettacolo, qualcuno si sveglia e pensa di fare un film. Anche in questo libro io vado a spiegare come presentarsi ai casting, e dopo semmai arriviamo a quel filone là, perché tanti ragazzi decidono di fare l'animatore. Devono fare minimo 1 settimana di stage. Io consiglio sempre stage non troppo costosi, perché non ha senso, dove che l'agenzia ti misura con delle serate di cabaret, con i balli, e quindi qualche ragazzo pensava soltanto di fare magari il cabaret perché sembrava più spiccato là, invece si accorge che deve ballare, che deve fare il torneo, succede che la collega ha la febbre alta, deve fare l'acqua gym, e sono emozioni che in quel momento tu l'acqua gym devi farla bene, dopodiché porti a casa un bel bagaglio, insomma, no? Quando alla fine come ragazzo sei riuscito a fare una parte sul musical del campeggio, insomma, tra gli applausi e la soddisfazione degli ospiti, vai a casa che sei gratificato, questo sì. Ecco, ma come presentarsi a un casting? Perché prima fuori onda si diceva, regola prima presentarsi puntuali, perché anche questo è diventato un optional. Eh sì, sono cambiati un po' tante cose, e in questo libro vado a spiegare un attimino le regole
che poi sono regole di buon senso, no? Però tante volte non si usano, si arriva in ritardo, si arriva con dei vestitoni per fare un attimo di attenzione, per attirare l'attenzione, oppure c'è tutto il personale del casting che sta lavorando e si va a bombardare un sacco di domande. Io qua vado anche a insegnare di evitare, fare una domanda giusto per capire il proseguo, però voglio dire cercare anche di rispettare chi lavora dietro le quinte e tutto il personale dietro, perché sennò già sembri un personaggio che dai fastidio, sei troppo fuori delle regole. Quindi la puntualità è la prima cosa, però bisogna anche aver cercato di fare delle esperienze prima. Le TV private, ad esempio anche le nostre nel Veneto, sono state un trampolino per più di qualcuno, insomma, negli anni buoni, no? C'è stato anni fa l'effetto radio, dove andavano tutti a fare le prove in radio, e negli anni 80 le TV anche del Veneto, e mi auguro che ci sia una continuità, davano ai giovani talentuosi la possibilità di esibirsi, e questo è già un trampolino, e dopodiché vai a fare eventualmente dei casting e hai già del materiale, hai delle basi. Certo che se fai anche un'esperienza teatrale ti può dare una mano verso l'animazione, e non soltanto verso l'animazione. Io ho fatto la commedia dell'arte e mi sono tanto divertito col Teatro Lavoria di Venezia, e mi sono accorto che nei spettacoli, quando ero in difficoltà, certi movimenti, certe entrare dentro il personaggio mi sono servite, sì. Grazie a Gino Spolaore, attore e autore di questo libro che è il Manuale di tecniche per animatori turistici. Il grazie non solo per la sua presenza, ma anche perché attraverso questo libro testimonia quanto la professione dell'animatore turistico sia un lavoro a tutti gli effetti. Non è più solamente uno scampolo per portare a casa qualche lira d'estate, ci vuole anche in questo professionalità. Buon lavoro. Grazie molto. A voi, alla prossima.